sempre apriamo in bellezza ogni volta qualche video. Purtroppo oggi è stata una giornata molto movimentata a livello di terremoti. In effetti stamattina si è registrato un terremoto di magnitudo 5.4 ed è stato registrato ore 11:22 ora locale, mentre qua in Italia erano le 3:20 di stamattina ed è stato nel centro-nord dell'Australia. Secondo i dati del servizio statunitense, il sisma ha avuto ipocentro, diciamo, la profondità a solo 10 km, quindi molto, diciamo, poco profondo, quindi non si sanno notizie, ragazzi, quindi non sappiamo se ci sono danni a persone, oppure ci sono feriti, qualche casa è caduta, non lo sappiamo nulla, sappiamo solo che è stato di magnitudo 5.4 e solo 10 km di profondità, quindi credo che qualcosa avrà combinato. Nel centro-nord dell'Australia, nella città di Tennant Creek, quindi diciamo a centro-nord proprio dell'Australia, quindi diciamo sopra in effetti, sì. Quindi è stato profondo poco, ragazzi, 10 km, quindi sono pochissimi, quindi credo secondo me che avrà fatto qualche danno. Ciao Maria, ciao Patrizia, quindi per- diciamo che per le notizie che ho provato a cercare, ragazzi, non si sa nulla, si sa solo di questo terremoto. No, è stato solo a livello centro-nord, a sud no. Diciamo è stato nella città di Tennant Creek, quindi nel territorio del nord, sopra, quindi non credo che si sia sentito, diciamo, al sud, non può essere, perché anche l'Australia è grande, quindi è molto distante, diciamo, è come faccio l'esempio, da Torino a Salerno, quindi non credo che si sia sentito, in linea d'aria i chilometri sono questi qua, quindi non credo. Ciao Patti. Quindi ragazzi, come sempre io do la notizia, purtroppo non vi posso dire, diciamo, Tennant Creek, Chiara, è a nord, diciamo, dell'Australia, sopra, diciamo proprio sopra, quindi non si sarà sentito sicuramente a sud perché la distanza è moltissima, quindi non credo, perché è proprio a nord. Ciao Massimo, ciao, buongiorno. Quindi ragazzi, è stato di magnitudo 5.4 alle 3:20 di stamattina, mentre erano le 11:20 di lì. Quindi 10 km di profondità ed è stato nella città di Tennant Creek, quindi nel territorio nordico, diciamo, dell'Australia. Purtroppo ragazzi non vi so dire notizie di danni a persone, cose, perché non si sa nulla per adesso. Ho provato a cercare in tutti i siti possibili e inimmaginabili, non riportano nulla per il momento. Ho provato sia in un sito australiano sia statunitense, russo, la notizia è sempre questa qui. Ma figurati Maria, grazie a voi. Quindi ragazzi, in caso saprò qualche cosa in più, aggiornerò la situazione. Per ora queste sono tutte le notizie, potete girare dove volete voi, lo trovo pure in Russia, perché sul cellulare ho installato diciamo, un sismografo che ho pagato e quindi vedo le scosse in tempo reale, capisci? Però mi viene aggiornato anche, diciamo, dopo, perché non sempre aggiornano subito, quindi esce la notizia pure dopo 4-5 ore, quindi quando è in Italia mi viene aggiornata subito, poi quando è fuori, difatti anche se vai il GV d'Italia, tu non lo trovi questa scossa di terremoto dell'Australia, perché devono aggiornare ancora, quindi adesso a me l'ha aggiornato e l'ho fatto. Ho provato a cercare sui siti e subito, diciamo, grazie Stellar, quindi subito ho captato la notizia a volo, diciamo, quindi questa è la cosa, non è che lo so io. Tennant Creek, Nord Australia, quindi sopra l'Australia. In linea d'aria è come se, diciamo,
Torino-Salerno, la distanza è quella in effetti. A Torino avrebbe fatto il terremoto e diciamo il centro dell'Australia sarebbe Salerno, quindi è molto molto lontano. Quindi ragazzi, se so qualcosa in più io aggiorno la situazione. Purtroppo quando le notizie arrivano da fuori qua è un casino già trovarle. Sì, sì, lo so Massimo, ma io perciò l'ho fatto pure sta cosa perché so che in Australia non ho mai sentito terremoti, ma non ne ho mai fatti in effetti, quindi ciao Gabriela, grazie pure a te. Quindi non lo so, a parte che Massimo i terremoti ultimamente qua se ne sentono proprio a bizzeffe. Quindi ragazzi è un casino al finale, stamattina c'è stato uno in Italia. Poi ce ne sono stati altri due in Italia che non ho fatto ancora il video, ragazzi, perché poi sono andato a controllare e ci sono state altre due scosse in Italia, quindi diciamo che la situazione non è, diciamo, delle migliori in effetti. Poi c'è stata questa di magnitudo 5.4, diciamo, ma non lo so, ti dico una bugia, ma qualcosa sta che non va, questo è poco ma sicuro. Diciamo alle 10 stamattina c'è stato a Guarda Piemontese, quindi Cosenza. Poi c'è stato a Canicanettini Bagni di 2.4. Poi c'è stato stamattina quando io ho fatto la diretta di 2.3 a Pozzolengo Brescia. Canicattini Bagni ragazzi e Saronno, quindi diciamo queste tre scosse di terremoto sono avvenute in Italia. La prima a Pozzolengo stamattina alle 7 minuto, la seconda alle 8:11 a Saronno, la terza alle 10 e un minuto a Guarda Piemontese che è Cosenza in effetti, CS sì, Cosenza, sì sì. E poi questa qui diciamo che è avvenuta fuori diciamo dall'Italia in Australia, quindi diciamo che la terra si muove molto molto bene, quindi andiamo sempre peggio ragazzi. Diciamo queste sono le scosse superiori a magnitudo 2. Ciao avvocato, come non ti saluto? T'ho visto che oramai sei di casa, quindi non è che perché non voglio salutarti, quindi sì, ma c'è, stiamo messi male, sì, sì, che siamo messi male. Però purtroppo questa qua di 5.4 non so che cosa sia successo là, mo è anche una curiosità di ragazzi, ma non trovo proprio nulla, quindi se trovo qualche cosa la faccio subito la diretta, anche se sarà difficile perché pensate che sul nostro IGV non ci sta proprio, figuriamoci se trovo la notizia poi. Bravo, hai ragione, sai, solo, come si dice, solo un Padre Eterno ci può aiutare, solo Dio ci può aiutare. Quindi speriamo bene. Fortunatamente ragazzi fino a mo' non ci sono feriti e tutto eccetera. Speriamo che pure questo in Australia che è di 5.4, ma la cosa peggiore è che 10 km di profondità è quello che preoccupa. Quindi 5.4 a 10 km di profondità credo che la Terra abbia ballato bene ragazzi, quindi questo è poco ma è sicuro. Se la fa Salerno una di 5,4 a 10 km di profondità, secondo me si porta le palazzine qua a noi. Quindi non so che è successo lì, mi dispiace ragazzi, ma se la so faccio subito un aggiornamento che ora sono, quindi non mi interessa. Purtroppo ho provato ragazzi, tutti i siti americani, australiani, russi, tutto, non c'è nulla, portano tutti la stessa notizia. Qualcuno, non tutti, figuratevi. In Italia non lo portano proprio, figurarsi, i siti italiani perlomeno a ora non lo portavano mezz'ora fa queste notizie, quindi diciamo che lo sappiamo sempre all'ultimo noi. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, chi sta mangiando, chi sta volando, chi sta facendo, comunque diciamo tutto, diciamo chi sta male, è bene a lui, invece qua a Salerno ragazzi oggi si schiatta, perlomeno quasi muore da caldo, quindi partiamo che qua secondo me oggi stiamo a 35-36 gradi, umidità 1000 per 1000, quindi non 100%. Vabbè ragazzi, ciao, grazie Marcella, ciao Avvocatella, ciao Massimo, ciao a tutti ragazzi, ciao Saverio, ciao Maria, ci sentiamo in caso di qualche cosa che saprò di più ragazzi, io faccio un aggiornamento.
spero di sapere che non ci sta nulla. Se non faccio l'aggiornamento, ragazzi, significa che non è successo nulla, quindi speriamo che non lo faccio. Faccio un altro video di un'altra maniera, è meglio così. Vabbè, voglio, ci vediamo, ve lo dico in italiano, se no dopo qualcuno dice questo non lo capiamo, già è difficile tradurmi da solo. Quindi diciamo che io non è che sto bisticciato con l'italiano, ma non è che tanto mi piace. Mi piace più, diciamo, il mio dialetto. Però purtroppo lo devo fare in mezzo italiano, diciamo, se no non mi capiscono proprio certi. Sì, è vero, se parlo proprio napoletano napoletano, è una festa. Capite qualche cosa, però una parola la capite, due no, quindi non va, non va bene proprio. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao.